Clara. Cari telespettatori, rieccoci qua insieme. Come avevo anticipato, siamo qui, parliamo di un tema molto molto importante, siamo in diretta, quindi ci siamo noi con i nostri ospiti che adesso vi presenterò subito, ma naturalmente anche con la vostra partecipazione, il vostro contributo e quindi le eventuali domande che vorrete fare, i messaggi che vorrete mandarci. Vi presento gli ospiti, poi entriamo nel merito perché effettivamente è abbastanza semplice ma anche complesso nel contempo, perché quando si parla di assistenza sociosanitaria e sanitaria in modo particolare, alla luce di una riforma in atto, di una situazione particolare, di una carenza di fondi, le cose non sono così facili nell'attuazione pratica. È semplice parlarne a volte, soprattutto da parte dei politici, però poi nella concretezza i risvolti sono purtroppo tantissimi. E noi per capire bene i risvolti abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, ben ritornato Pierangelo Spano della segreteria dello SPCGIL del Veneto che ci supporta. E un po' questo discorso si vuole ricollegare anche a tutta una campagna di comunicazione molto importante che si sta svolgendo sul territorio, che voi avete appena seguito nel servizio Aprite quelle porte, avete visto il servizio di Legnago in provincia di Verona, dove si parla delle modalità per fruire ulteriormente di servizi per le persone non autosufficienti, anziane che vivono nelle case di riposo e per cercare di avere un'assistenza che possa essere completa e esaustiva. Come, in che termini, ogni territorio cerca di dare delle risposte. Qui diciamo che facciamo un passo ulteriore, lasciamo stare questa volta i centri di servizio, ovvero le case di riposo, andiamo a vedere quello che serve costantemente, cioè un'assistenza sociosanitaria H24, cioè tutto il giorno sempre. Perché? Perché, e quello è il monito che voglio lanciare, non si può ricorrere sempre a pronto soccorso, questa è la provocazione e da qua poi ci allacceremo e cercheremo di capire bene. Ben arrivato Mario Barbieri, responsabile delle relazioni istituzionali di Umana SPA, grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche ad Antonino Trimarchi, presidente della Confederazione Associazioni Regionali Operatori, dirigenti e direttori di distretto del Veneto, grazie anche a lei. Grazie a voi. E abbiamo anche il piacere di avere con noi Don Dino Pistolato, responsabile pastorale della salute del Patriarcato di Venezia e del Triveneto e direttore della Caritas di Venezia. Buonasera. Grazie anche a lei e credo che lei avrà molto da dire perché sappiamo che la Caritas è in primissimo piano nelle emergenze, ce lo dicono sempre i sindaci ospiti nelle nostre trasmissioni. Allora, il tema sostanzialmente è questo: è possibile in un momento di difficoltà come quello attuale, di tagli continui che vengono fatti, di non certezza del futuro, prevedere una sanità, un'assistenza sanitaria che poi diventa anche socioassistenziale, quindi un piano socioassistenziale completo H24, sempre pronto per le esigenze dei cittadini che, lo sapete benissimo, diventano sempre più anziani. Il nostro è un paese, la nostra è una regione che sarà sempre più di anziani che hanno delle paure, ma non solo gli anziani, anche i lavoratori, e partiamo proprio da questo, le nostre paure, le paure di tutti quanti noi. C'è un'indagine del 2010 del Censis 2009-2010 che riprende determinati temi che sono di estrema attualità, perché peraltro sono riportati e mutuati in altri termini anche adesso. La maggior paura delle persone è proprio quella dell'abbandono, dello stato di abbandono nell'età della vecchiaia e di non avere delle cure sufficienti per far fronte a quel periodo in cui comunque il reddito sarà più basso. L'attuale paura, perché poi c'è un'altra indagine comunque che è stata condotta più di recente, è di avere una pensione bassissima. E questi sono dati altrettanto allarmanti perché l'indagine che è arrivata è quella che è stata fatta peraltro da Demos e Pio Osservatorio del Nord-Est, che il 27% degli abitanti del Nord-Est ha rinunciato per motivi economici a farsi visite o esami medici e il 14% ha rinunciato ad acquistare farmaci e a fare terapie. Perché? Perché ha paura di scoprire dei problemi molto gravi, ha paura di non potervi fare fronte, perché sostanzialmente non ha un reddito sufficiente e la paura purtroppo uccide e blocca. Come far fronte a questo? Quali possono essere le possibili soluzioni? Che tipo di situazione stiamo affrontando? Questa è un po' la risposta che vedremo di articolare insieme. Noi peraltro abbiamo anche interpellato su questo tipo di assistenza sociosanitaria diverse figure esterne al nostro studio e le sentiremo. Vediamo la nostra copertina, perché una possibile soluzione potrebbe essere, diciamo, utopistica, ma non tanto, speriamo, un ospedale alternativo, intermedio, cosiddetto di comunità, poco frequente, ma potrebbe essere una valida alternativa. Vediamo insieme di capire di che cosa si tratta e poi faremo anche le dovute osservazioni. Copertina.
Alla luce delle riforme del comparto sanitario, per far fronte alle esigenze di quei pazienti che hanno superato la fase acuta, sono già stati quindi in strutture ospedaliere o non sono così gravi da farne ricorso, la soluzione da adottare sembra essere quella dell'ospedale di comunità. Una realtà ancora poco conosciuta, ovvero una piccola struttura intermedia per brevi ricoveri, che dà quindi delle risposte che potrebbero essere quelle ai pazienti per i quali sarebbe effettivamente eccessivo il ricovero in ospedale, per problemi quindi di salute di solito risolvibili a domicilio, ma che in condizioni di particolare fragilità sociale e anche sanitaria richiedono di essere assistiti in un ambiente sanitario protetto. La formula dell'ospedale di comunità va nella direzione di un'articolazione flessibile e variegata delle strutture, in modo da erogare l'assistenza sanitaria in modo più personalizzato possibile, aumentando l'efficienza, utilizzando al meglio le risorse finanziarie e magari riducendo anche gli sprechi. Un aspetto positivo dell'avvio di queste strutture è quello di aumentare l'integrazione tra la medicina territoriale e le strutture ospedaliere. Con altre soluzioni, come per esempio le esperienze di medicina di gruppo, possono contribuire a migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini e a rendere l'organizzazione sanitaria più rispondente alle mutate esigenze di salute ed assistenza della popolazione, tenendo in considerazione il progressivo aumento della popolazione anziana. Gli ospedali di comunità permettono inoltre un netto risparmio per la collettività. I costi giornalieri a carico della Regione per il ricovero in un ospedale di comunità sembrano essere di 70 euro, mentre per l'ospedale si salirebbe a 200 euro. In ambito veneto gli ospedali di comunità avviati sono ancora veramente pochi. Per capire quale posto potranno trovare gli ospedali di comunità occorrerà però attendere l'approvazione delle schede di programmazione ospedaliere territoriali, che daranno quindi attuazione del piano sociosanitario del 2012-2014 approvato nel giugno del 2012, dove saranno quindi indicati per ciascuna USL numero, erogazione dei servizi, specialità, reparti, posti letto dei hospital, strutture intermedie e servizi ambulatoriali. Nel piano sociosanitario è previsto inoltre un grande rafforzamento della medicina territoriale. Si prevedono strutture di ricovero come ospedali appunto di comunità, unità riabilitative territoriali e novità e migliorie anche per la medicina di base, che si prevede di riorganizzare in medicina di gruppo integrata, con presenza del medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per dare al cittadino una prima risposta alle sue necessità, anche a bassa intensità vicino a casa. Pierangelo Spano, utopia o realtà? Perché quello che hanno sentito i nostri telespettatori non esiste ancora. Tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, dice il proverbio, e in realtà qui stiamo parlando di un sistema che vorremmo trovare così, ma che oggi in alcune situazioni è in prospettiva pronto per diventare così integrato, in altre trova dei momenti di discontinuità. E questo è importante da capire anche nella percezione dei cittadini, perché in normalità la nostra vita inizia in un ospedale e finisce in un ospedale, ma poi si sviluppa fuori dall'ospedale. Tanto più noi stiamo in buone condizioni di salute e tanto più giriamo alla larga dalla struttura sanitaria, salvo poi aspettarci di trovarla pronta ed efficiente nel momento del bisogno. Ora, la riforma del piano sociosanitario propone una lettura della risposta di salute che cerca di costruire appunto per gradi e per livelli integrati forme di risposta diversificate, e questo è ragionevole anche dal punto di vista del sindacato. È ragionevole che una società che invecchia e che ha più bisogni legati alla cronicità che a fenomeni di acuzie ha bisogno di trovare oltre agli ospedali tutta una rete di servizi e il più possibile appunto capillari e vicini al cittadino. Il punto è che per molti anni invece il nostro sistema sanitario ha tentato di costruire la salute con il cemento, con i muri degli ospedali e meno con le strutture leggere della sanità territoriale. Fare l'operazione che si propone il piano sociosanitario in un'epoca di risorse calanti chiede quindi grande lungimiranza e grande capacità di gestire appunto gli investimenti necessari per creare i tasselli mancanti e nel contempo gestire la riorganizzazione dei tasselli esistenti. E quindi, come giustamente
si accennava nel servizio, è decisiva la funzione della medicina, dei medici di medicina generale, delle cure primarie, perché in frequenza sono i bisogni che appunto i cittadini manifestano in maggiore quantità e con maggiore frequenza, e il punto di partenza di questi servizi oggi è quello più lontano da quel modello che viene teorizzato. Quindi, mentre gli ospedali li abbiamo e si può riorganizzarli, quello che oggi manca è un'organizzazione capillare H24 della risposta dei medici di medicina generale. Quello che oggi manca sono le medicine integrate di gruppo, c'è una delibera della Regione che prevede che questo si costituisca entro il 31 dicembre di quest'anno e nell'anno che seguirà, quindi nel 2014, ma oggi di base un cittadino può accedere al proprio medico negli orari e nei termini in cui questo dà la sua disponibilità. E qui c'è molto anche da dire. E questo inevitabilmente, per arrivare a un punto diciamo conclusivo del mio ragionamento, è una delle questioni che poi porta di fronte a un bisogno, è un bisogno di cronicità, quindi magari dopo essere stati in ospedale, essere stati dimessi, a trovarsi poi nella condizione di gestire un'assistenza a domicilio fatta con risorse che non sono quelle dell'ospedale, che non sono quelle degli ospedali di comunità, che non sono quelle appunto pubbliche, ma che diventano le risorse private dell'assistenza fatta da assistenti domiciliari. E questo in un qualche modo sfugge da quella organizzazione, ma ne è un pezzo fondamentale. Allora noi sentiamo il bisogno che la continuità assistenziale rientri in una visione organica dove l'appropriatezza della risposta, cioè il fatto che io riceva le cure proprio nella misura in cui servono alla mia condizione di bisogno, ecco, venga in un qualche modo organizzata e gestita, anche magari integrando le risorse pubbliche con quelle non pubbliche, ma in una visione che sta nella responsabilità, nella regia pubblica. Ecco, oggi i due punti delicati sono non avere tutti i tasselli di questa rete e non avere soprattutto la regia. Assolutamente. Beh, molto semplicisticamente i nostri telespettatori hanno già trovato la risposta, ci hanno mandato un paio di messaggi. Dicevano basta tagliare le spese dell'apparato, diciamo così, dello Stato, dei grandi redditi che percepiscono certi dirigenti, là si trovano già dei gruzzoletti che potrebbero servire per i cosiddetti poveri diavoli che non riescono ad avere al minimo di assistenza. Don Dino Pistolato, a fronte di quanto ha detto il segretario dello SPCGL, queste differenze, queste sperequazioni enormi che esistono, che tutti quanti riscontrano, e queste quindi opportunità diseguali che si manifestano, che non consentono di accedere a tutti parimenti, allo stesso modo alla sanità, quindi a non rispettare un diritto che è sancito costituzionalmente, che cosa provoca, che ripercussioni dà, che lei riscontra? Perché di fatto se uno non ha soldi, viene dimesso dall'ospedale, finisce la fase acuta, Dio non voglia che anche anziano e ha dei problemi, o ha soldi per continuare la cura fino alla completa guarigione se questa avviene, oppure... Non è solo un problema economico, anche se ecco, quindi lo spieghi bene che così... che è determinante per alcuni aspetti. Noi abbiamo diverse categorie, dovrei dire anche stiamo attenti che la sanità oggi ha delle falle non soltanto perché abbiamo una popolazione anziana, ma abbiamo anche una popolazione multietnica e multiculturale che non accede, seppur hanno diritto alle strutture sanitarie, e che invece hanno maggior disponibilità ad accedere sulle strutture territoriali, se ci sono. E qui tante volte si rifanno al volontariato, agli ambulatori che nascono da associazioni di diversa stampo o natura, oppure anche quelli delle organizzazioni cattoliche e quant'altro. Poi c'è anche il problema degli anziani, che diciamo quello è fisiologico da un certo punto di vista. E qui, da quando abbiamo fatto diventare le ULSS aziende, il meccanismo lentamente si è evoluto o involuto, a secondo i punti di vista, in aziendalizzazione. I fatidici DRG, cioè le giornate di degenza per patologie e via dicendo, sono diventati i punti dove si pesa quanto un primario è abile, quanto un primario è meno abile, quanto è economico e quanto non è economico. Sul paziente non si ragiona mai. Quindi, tante volte si dice quella è la patologia, non so, può essere un'appendicite, e allora per quello bastano 2 giorni. Che abbia 80 anni o ne abbia 15, la cosa non fa differenza, sembrerebbe. E invece lì si innesca tutta questa tipologia di meccanismo. Quando il soggetto arriva nella propria abitazione perché non c'è altro, dopo la degenza, in base a chi ha in casa o a chi non ha,
in base alla condizione alloggiativa, che può essere al 7° piano senza ascensore o può essere, dico, in uno scantinato, dipende dalle circostanze, qui iniziano i veri problemi. Perché? Perché tante volte questi soggetti che vivono in una condizione di marginalità, di fronte a una situazione di salute che può ripresentarsi o che può essere soltanto una preoccupazione, dove si rivolgeranno al pronto soccorso di nuovo. Così avendo una fila interminabile dove queste persone perché non hanno altri punti di riferimento. Allora il cosiddetto ospedale di comunità a me va benissimo. Vediamo di cosa vuol dire, perché qualcuno pensa che ospedale di comunità sia riduciamo i posti letto nei grandi ospedali, quelli per le acuzie, e quelle risorse le spostiamo sul territorio. Per me è una fantasia, io ci credo anche ai miracoli, però da questo punto di vista credo che ci siano dei passaggi che sono un po' più complicatini. Cioè sarebbe da dire come se in un ospedale gli mettessi le ruote a un po' di camere con letto e le portassi sul territorio. Non è così. Vuol dire costruire, bisogna creare tutta una rete tale che dall'altra però... E nel frattempo, perché a me dato io dico, ma nel frattempo... quello è il problema, nel frattempo è questo, dico. E comunque il frattempo è anche, qualora se domani mattina avessimo tutti gli ospedali di comunità, sognare non è mica peccato, si può fare, quando terminato quel tipo di degenza, dove andremo? Non è che il problema si sia risolto. Allora, qualcuno non si ricorda che in una riforma di una legge sociosanitaria di questa regione erano nate le RSA, no, le residenze sanitarie assistite, che dovevano, teoricamente, avere avuto quella funzione e che invece di fatto sono diventate delle degenze da casa di riposo. Perché? Perché se non si fa un calcolo tra i bisogni reali e le risorse, noi costruiamo o il libro dei sogni, no, oppure comunque non rispondiamo a un bisogno che sta effettivamente nel territorio. Ecco, lei, Don Dino Pissolato, ha toccato proprio il nucleo, cioè dai bisogni reali, i problemi veri delle persone. Questo è molto molto importante e su questo voglio dopo tornare, anche se adesso intanto passo la medesima, sì, lo so che ecco, incombe la pubblicità, mi hanno dato un segnale chiaro. Allora, la medesima domanda, poi la giro anche a voi due, entrambi, cerchete di rispondere, ma anche sia con cognizione di causa, ma anche io dico da persona normale che può incappare in queste situazioni, perché bisogna appunto vederla dal bisogno reale, perché tante volte chi è teorico o ci lavora nel settore, abbiamo sempre questo problema che risponde per schemi, un direttore di un'azienda sanitaria, di un ospedale risponde per schemi perché tutto è strutturato e questa è la risposta. In realtà poi realmente, realisticamente parli col personale infermieristico anziché col paziente e scopri che realisticamente non funziona così. Quindi voglio che facciate uno sforzo ulteriore, cioè vederla nel vostro ruolo, ma anche se mai vi è capitata la sventura o l'avventura di essere pazienti, di aver bisogno direttamente o indirettamente, che cosa ne pensate? Pubblicità e poi vediamo di dare delle risposte. E rieccoci qua. Allora, Antonino Trimarchi, bisogni reali e opportunità diseguali, perché di fatto sembra non essere un diritto garantito in modo uguale. Come la vede? La parola bisogni all'interno del distretto trova il luogo esatto dove collocarsi. Una premessa necessaria, che cos'è il distretto? Perché se ci si chiede che cos'è l'ospedale, questo spieghi un attimo che cos'è. Se ci si chiede cos'è l'ospedale, tutti hanno in mente immediatamente il pronto soccorso. Già dire che il distretto è il luogo dove, se uno ha una domanda di salute, può recarsi, è già qualcosa di minimale che la gente capisce. Allora, se ho una domanda di salute e non so dove andare, potremmo dire questa sera, anche per fare un po' di educazione alla salute, mi reco al distretto sociosanitario. Che sarebbe fisicamente? Sarebbe fisicamente il luogo dove c'è la responsabilità di tutte le reti di assistenza primaria che contengono tutti gli studi dei medici di famiglia e qualsiasi ambulatorio territoriale ci sia, dove il cittadino si reca in prima istanza. Per cui se il cittadino trova difficile andare in un luogo che potrebbe essere l'ambulatorio del medico di famiglia o un ambulatorio non riesce a trovarlo, già il distretto dovrebbe essere capace di accoglierlo, ascoltarlo e poterlo indirizzare sui livelli minimali. Al di là di questo, una persona spesso, soprattutto quelli che più bisognosi, hanno una domanda, non chiedono un luogo, hanno una domanda che è quella che lei diceva, un bisogno di salute.
Allora, all'interno di questo la gente che ci ascolta può capire spesso, e questo è il dovere del distretto, che molti bisogni non diventano domanda di salute, sono esigenze proprio anche inespresse. E allora la prima cosa che dico è che il distretto è il luogo dove si trova una filiera di persone, così allarghiamo oltre al medico di famiglia, capace come il medico di famiglia di ascoltare la persona, possa essere l'assistente sociale, l'addetto all'assistenza, l'infermiere dello sportello integrato, che ascoltano le persone in maniera molto libera perché non hanno la pressa di una fila eccetera eccetera, che accolgono questo bisogno e lo traducono in domande. La battuta iniziale è: i bisogni non sempre vengono a essere domanda, ma un'altra cosa che ho il dovere di dire qui è che molte domande non corrispondono a un bisogno di salute. Questa ricorsività ci aiuta a mettere in equilibrio ciò che può essere l'interesse di questa serata, è come usare bene le risorse che ci sono senza sprecarle all'insù o all'ingiù. Allora, la cosa più semplice è anche a riferirsi a qualcosa di generale, cioè quando al distretto si va che cos'è la salute. Noi abbiamo deciso in molti distretti d'Italia di mettere il cartello che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove la salute è avere un tetto, avere un lavoro, avere un affetto, avere una istruzione e avere il diritto al gioco. Questa che sembra una battuta, gliela posso testimoniare, la gente adesso non viene per dire ho il diabete, ho l'artrosi eccetera eccetera, viene a chiedere: mi aiuta a trovare un posto di lavoro? Sono senza casa, sono sfrattato. Queste sono le domande di salute che arrivano a un distretto sociosanitario, come diciamo, realistico e competente. Non sto negando le altre domande su cui entreremo nel corso della serata, certo, ma avere una visione a 360 gradi di che cos'è la salute permette a chi ci ascolta di poter dire: adesso capisco dove devo andare, perché veramente le garantisco che avere un'artrosi, avere anche un po' di mal di pancia sono cose che in questo momento sono secondarie alla domanda di salute che passa attraverso quelle esemplificazioni che mi sono permesso di fare. Nella semplicità, allora il distretto comincia a essere il luogo dove c'è senz'altro qualcuno che ti ascolta nei bisogni, e non preoccuparti che siano o no domande di salute, saranno tradotte per poter poi essere messe nella rete di servizi primari. Ma avviene questo? È una delle cose che la Regione Veneto, va data atto, sta organizzando da molto tempo, era stata chiamata nel tempo punto unico di accesso. Ecco, questo mio dire può permettere anche di dare respiro ai medici di famiglia, dove una serie di domande di questo tipo, molto anche sociali, ma che contengono la salute. Ecco, sono costretto a dire un'altra affermazione di Card in Italia che fa scalpore, è che per noi la sanità è un sottosistema del sociale. Non deve contenere il sociale, è il sociale che contiene la sanità. Allora in questo modo avremo già è proprio il contrario di quello che accade. Quando discutiamo in maniera molto franca con i medici di famiglia, vogliamo solo dirgli che loro sono senz'altro al servizio del benessere a cui riferiva anche Dondino, se hanno l'umiltà di essere nel sociale. Altrimenti si va all'interno di creare quello, parlo in maniera semplice per la gente, di mercificare la salute. E quando si è fatto questo nelle premesse, qualsiasi azione porterà veramente gravi lutti alla popolazione. Ai noi. Come la vede? Vedo che Spano deve dire qualcosa, dopo lo dirà. No, resto buono. No, io credo sinceramente che le questioni siano complesse, cerchiamo di vedere almeno le principali. Allora, la prima, il mondo sta cambiando. Prima Pierangelo diceva la sanità veneta, ricordiamocela, è nata intorno tra gli anni 60 e gli anni 70 cercando di fare un ospedale a ogni crocevia. Io sono vicentino e nel Vicentino c'era un ospedale mediamente ogni 10 chilometri. Spese insostenibili e servizi che erano più centrati sull'esigenza del politico locale di avere il suo campanile. Accanto a quello della chiesa c'era il campanile del politico. Gradualmente il sistema sanitario, dopo la riforma sociosanitaria, si è costruito attorno alle esigenze degli operatori. Gli operatori sono diventati molti, mentre prima una volta noi eravamo abituati che c'era il medico e c'era l'infermiere, non c'era nient'altro. Adesso ci vorrebbe una guida per capire, Antonino diceva giustamente, ci sono diverse figure e l'obiettivo non è di parlare con il medico come fossimo nell'era del santone, del guaritore delle popolazioni africane. Noi abbiamo bisogno di parlare con la persona giusta. E spesso questo non è il medico.
molte volte la persona giusta è quello più in basso. Allora, cerchiamo di essere chiari. Oggi la sanità, intesa come la sta dicendo Antonino, è a carico delle famiglie. Chiarissimo, interrompo qua, dopo le ridò la parola, un attimo solo che abbiamo una telefonata. Pronto? Signora o signore, pronto? Sì, si abbassa il volume cortesemente, grazie. Da dove chiama? Sì, mi scusi. Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Scusi se avevo la TV alta. Da dove chiama? Sono Augusto dalla provincia di Venezia. Dica. Sì, no, devo solo dare ragione al signore che parlava prima che la sanità è a carico delle famiglie qui in Veneto, il 90%. È vero, perché se abbiamo bisogno di un esame, qualcosa, dobbiamo anche, se lo vogliamo in fretta, dobbiamo pagarcelo. E altre cose che adesso non sto qui a elencare. Comunque ascoltavo quello che diceva anche il signore prima, che i problemi del sociale passano per la US, quello che va a dire sono senza lavoro, ho bisogno di cosa qua, ho bisogno di là. Bisognerebbe fare anche una cosa, anzi due penso. Io forse vado anche un po' fuori esonero dalla vostra discussione. Ci hanno caricato di 100.000 balzelli di tasse che non finiscono mai. Si sono mai accorti i signori politici? 19 anni che fanno i ritorni delle schede elettorali per come si chiamano i ritorni dei partiti. Sì. Sono 19 anni dopo un referendum che portano a casa soldi rubati al popolo. Pensate un po'. Finanziamento dei partiti. 19 anni, una manovra all'anno. E poi la colpa è sempre nostra, siamo dei delinquenti, dei disgraziati. Ma allora i delinquenti dove stanno? Siamo noi i delinquenti o chi? Va bene, è stato chiarissimo. No, un'altra cosa. Poi velocissimo, dica. Posso dirla? Dica. Sì, l'ultimo giro di IMU hanno pagato i soliti abbonati. Il signore con l'abito nero e il crocifisso qua è stato esonerato. E la crisi c'è per tutti quanti. Le associazioni, come si chiamano, le fondazioni delle banche, le chiese, e si permette anche il signore là con l'abito nero di parlare, di fare demagogia. È della Caritas, attenzione. È un mea culpa. Va bene. Grazie al suo contributo. Vuole rispondere qualcosa, Don Dino? No, noi abbiamo chiarito rispetto alla normativa che tutto ciò che non è assistenziale o che non ha attività di culto è sottomessa all'IMU. Io se rispondo della mia diocesi di Venezia posso garantire che è tutto pagato l'IMU. Perfetto, quindi comunque precisiamo ha un ruolo nella Caritas in questo caso, quindi prego. Sì, certo. Volevo spiegare, al di là dell'intervento dell'amico da casa, cosa intendo. Intendo che oggi in Italia i molti operatori che citava Antonino complessivamente, e sappiamo quanto costa la sanità al più o meno l'85% del bilancio di una regione come il Veneto, serve per pagare il sistema sociosanitario. E quindi quando vengono fatte delle operazioni difficilmente si possono muovere dei soldi semplici. Oggi gli operatori in Italia sono qualche centinaio di migliaia. Le famiglie che ogni giorno concretamente si trasformano in operatori sono 1,5 milioni. Sono circa 750.000 quelle che abbiamo imparato a conoscere ogni giorno con il nome un po' brutto che gradualmente è entrato nel nostro vocabolario di badante. Una volta io, quando ho iniziato tanti anni fa, da giovane mi occupavo di disabilità nel mondo della cooperazione sociale, chiamavamo gli operatori. Oggi chiamiamo coloro che badano ai nostri anziani badanti. Gradualmente li stiamo trasformando in assistenti familiari, anche noi come Umana siamo molto impegnati in questo ambito, ma il primo anello fondamentale da cui dobbiamo ripartire, Antonino non è sicuramente un controparte, il loro impegno come associazione è in questo senso,
Dobbiamo rifondare il sistema sociosanitario a partire dai bisogni delle persone. Ecco, perché voi avete il ruolo di formazione anche, quindi voi formate queste figure, date una certa diciamo, professionalità e per poi riuscire a collocarle all'interno. Oggi noi abbiamo 3 impegni fondamentali. Il primo è quello di assicurare la massima legalità. Questo è un mondo purtroppo dove c'è tanto fai da te e ci sono tanti soggetti, in alcuni casi animati da buoni propositi, molte altre volte con propositi tutt'altro che trasparenti, si improvvisano. Questo è tutto il contrario della qualità. Certo, no, questo è chiarissimo. Il secondo è quello appunto di assicurare la qualità dei servizi, perché non è possibile farlo a caso, e il terzo è quello di far incontrare il bisogno con la risposta. Perché noi quando abbiamo bisogno, lei prima ci sollecitava a parlare dalle situazioni personali, noi abbiamo bisogno di un sistema sociosanitario che metta al centro la persona, che sia in grado di trovare delle soluzioni che non sono di carattere industriale. La sanità veneta è cresciuta molto industrializzandosi. Dobbiamo avere il coraggio di rifondarla pensando in maniera semplice al fatto che c'è la persona al centro. E non è un modo di dire. Non è un modo di dire. Noi non possiamo accettare diversamente da questo. Chiarissimo. C'è una telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Intanto, buonasera a tutti Da voi. dove Complimenti chiama? per la trasmissione. Da Padova, sono Mescalco Gianluca, Sì. futuro sindaco di Padova, e volevo rispondere onestamente a un po' di provocazioni. Vi sento male però. No, lei parli, noi l'ascoltiamo, lei parli pure. Ok, allora sentite, io ho creato un programma perché sono candidato anche al Parlamento oltre che al sindaco, ho voluto strafare un attimino. Rispondo a una prima domanda, il signore con la camicia a riga a fianco al Dom, e saluto il Dom, buonasera intanto. Buonasera. Che quando parliamo di centro d'ascolto familiare, che ce ne sono a Volta Barozzo e in tutta la città di Padova, io ho fatto delle domande ben precise alle famiglie in difficoltà, ho chiesto: voi andreste a un centro di ascolto familiare che fa parte della sanità o del comune o chi per esso? E le famiglie mi rispondono di no. Allora forse dobbiamo riflettere magari in maniera contraria. Il centro d'ascolto deve avvicinarsi alle famiglie e far sentire la fiducia, perché si è persa la fiducia anche nei confronti dei stessi cittadini, delle stesse famiglie. Per quanto riguarda la sanità, guardate, è semplice. Io ho fatto un programma elettorale bellissimo che potrebbe dare, do da insegnare ai politici determinate cose. Uno scudo fiscale, meno tasse per le aziende, valorizzare non il denaro, le persone, assumere personale nuovo, vietare il cabotaggio in Italia da parte delle aziende straniere, federalismo fiscale, maggior detrazione sul 730, aumento dello stipendio del 22% netto in busta Ma i soldi paga. dove si trovano, i finanziamenti dove si trovano? Perché per carità non è un problema nostro di noi cittadini, però certo, alla lei, fine... lei ha ragione. I finanziamenti, le dico subito, ridurrei i costi al Parlamento, perché girano 5.000 persone e prendono 8-9 mila euro al mese, e l'ultima barzelletta fresca che ne ha presa in giro per il popolo, 150.000 euro lordi che danno ai dipendenti al Senato. Allora andiamo a ridurre i costi intanto al Parlamento, al Senato, riduciamo gli stipendi ai nostri politici e investiamo nel sociale. Il Don sa quello che sto dicendo, perché la Caritas diocesana di Padova è seriamente in difficoltà nel sociale. Non so se me lo conferma lei, Don. Vero. Ecco, allora andiamo a ridurre i costi al Parlamento, al Senato, e finiamola di prendere in giro il popolo. Finiamola, dobbiamo scegliere secondo coscienza, secondo umanità. No, è stato chiarissimo.
Ne ringraziamo del suo apporto, anche della sua idea tra l'altro. Comunque eventualmente la ricontattiamo, lasci pure il suo nominativo, anzi abbiamo già il suo nominativo e il suo numero di telefono in regia. Grazie molte al nostro telespettatore. Dopo andiamo in pubblicità, vuole aggiungere qualcosa Pierangelo? Sparo che prima lo vedevo fremere, rispondiamo anche al nostro telespettatore, sì, che ha dato dei suggerimenti, erano quelli che arrivavano anche nei messaggi prima peraltro. No, credo appunto che il taglio di questo dibattito si avvicina molto a quello che la gente vive sulla sua pelle quando si trova poi a sperimentare una condizione di bisogno, e al di là delle buone intenzioni c'è un punto che sta saltando e che crea disagio, è questa delega in bianco che si dà sostanzialmente alla persona e alla sua famiglia, perché nella misura in cui c'è una presa in carico che dice tu hai bisogno di certe prestazioni, ma poi non si accompagna a quel progetto che sarebbe poi il piano assistenziale, se vorressimo chiamarlo in termini tecnici, cioè il decalogo delle cose che devi fare una volta che hai un acciacco per mantenerti in buona salute. Se non c'è una responsabilità pubblica di una figura che ti venga a monitorare, a seguire, ad accompagnare nel tuo evolversi del tuo bisogno, nel tuo peggiorare o nel tuo stabilizzarsi, è chiaro che lì deve subentrare la famiglia, e quindi quel fai da te anche generoso che poi però porta a trovare le soluzioni più a portata di mano, quindi magari a non avvicinarsi ai servizi, come quindi diceva il nostro telespettatore, il centro di ascolto rimane lì in un ufficio, in un ambulatorio, ma e la famiglia rimane a casa. Lui ha detto resta lì, è vero, se resta però lì, io sono appunto, io nemmeno so che c'è questo centro di ascolto, cioè posso dirlo, non mi viene neanche, ma al momento del bisogno, quello che si diceva, quando hai paura, hai ansia, hai preoccupazione per un tuo caro, per te stesso, ma non ti viene in mente minimamente. No, ed è lì che noi rimarchiamo la responsabilità pubblica invece di essere proprio a fianco della persona che si trova in questa condizione di bisogno per accompagnarlo in una rete di servizi, e allora lì sta bene che ci siano diverse prestazioni, diverse figure professionali, una anche collaborazione tra pubblico e non pubblico, però deve esserci una guida consapevole, lucida, razionale, informata, che sappia appunto accompagnarti. Invece se questa viene delegata alla famiglia, si fa un atto di fede sulla capacità di persone che vivono una vita normale e che magari di questo settore sociosanitario non sanno niente, che devono improvvisamente diventare degli esperti e sapere gli orari in cui è aperto l'ambulatorio, gli orari in cui si può accedere dal medico, gli orari in cui si può andare e che tipo di contratto bisogna fare un assistente domiciliare per averla in regola, pagarle i contributi. Cioè, con un po' di buonsenso capiamo tutti che questa è un'impresa titanica, e quindi la scorciatoia, il tentativo di risolvere con qualsiasi soluzione, anche quella che non è appropriata, poi genera una spesa privata che non ha l'effetto voluto sulle condizioni di salute. Quindi noi su questo abbiamo bisogno proprio di invece rimettere al centro la persona. Io mi trovo d'accordo con questo obiettivo, ma rimettere al centro la persona con a fianco una tutela che non deve essere parte in causa nel sistema di offerta, deve essere parte terza, deve essere un soggetto competente. Assolutamente, però perché competente. Io stavo guardando qua una ricerca che avevo trovato prima della trasmissione, che parlava che il 40% delle persone in questo momento di difficoltà, quindi relativo a questo periodo, attua una automedicazione e un'autoassistenza sanitaria, ovvero si informa sul web, prima fonte di informazione, e considera credibile le informazioni sul web, cambia il proprio stile di vita, il 26% di questo 40% cambia il proprio stile di vita e quindi il proprio comportamento a seconda delle informazioni che riceve sul web, quindi vediamo l'attendibilità, oppure attraverso i media televisivo che è ritenuto attendibile o credibile, prendendo informazioni, appunti e quant'altro. Non ricorre alla medicina qualificata e neanche l'assistenza. Il primo problema è quello del problema economico e il secondo è la mancanza di informazioni. E pensate che per assurdo, adesso chiederò conferma se è vero o meno a Dondino Pistrato, lo straniero sul territorio risulta essere più informato che non l'italiano che vive il territorio, quindi dello sportello o quant'altro di quello che può ricevere ne fruisce di più la popolazione straniera che non l'italiano stesso, soprattutto se ha dei problemi legati anche all'età. È vero o non è vero questo? Chiedo a lei, dopo in parte è vero da questo punto di vista, anche se ricordiamo che molti stranieri che hanno la facoltà di accedere ai servizi perché regolari, perché hanno un lavoro e dicendo, quasi un terzo non si rifanno ai servizi sanitari pubblici. Perfetto, cosa voleva aggiungere? No, cioè rispetto a quanto stiamo cercando faticosamente di cercare di chiarire anche un linguaggio. Allora, se da una parte noi abbiamo 3 interlocutori,
Oggi abbiamo una governance pubblica che è in difficoltà, evidentemente in difficoltà. Abbiamo delle persone che mentre prima c'erano dei confini di povertà che erano abbastanza chiari, adesso si stanno allargando in maniera vistosa. E abbiamo in generale una situazione per la quale non c'è comprensione di quello che dobbiamo fare. Lo sottolineava lei benissimo adesso, con delle cose clamorose, nel senso che oggi noi abbiamo, rispetto a quello che lei diceva, non è solo il sistema degli immigrati, si stanno creando due mondi diversi. Da una parte ci sono le persone che non hanno la possibilità di pagare tasse o pagano più tasse, sono con una pensione minima, eccetera, eccetera, o sono disoccupati, purtroppo sappiamo quanti sono, che si presentano ai servizi e i servizi hanno poche armi spuntate, gli operatori sono bravissimi, dobbiamo ricordarci che il nostro sistema sta in piedi perché ci sono degli operatori di grandissimo impegno e di grandissima qualità. Parliamo intanto degli operatori, perché dei volontari certe volte parliamo fin troppo. Parliamo degli operatori che in maniera competente tutti i giorni sono lì. Dall'altra parte abbiamo un altro sistema che è quello delle persone che potrebbero in qualche maniera farcela e che non hanno dei punti di riferimento. Oggi noi abbiamo un sistema un po' demenziale, per cui uno appena ha un reddito leggermente superiore si presenta ai servizi e i servizi dicono no, con l'ISEE che hai, cioè con il reddito che hai, tu non hai diritto ad accedere a dei servizi. E allora dove posso andare? Sono affari tuoi. Esatto, arrangiati. Allora il problema è che noi, e questo era il terzo punto fondamentale, noi dobbiamo con forza fare la rete. La rete parte da gruppi di interesse, ma non deve essere corporativa. Deve essere una rete solidale e mutualistica. Il problema è che prima che sconquassiamo lo Stato, dobbiamo farlo insieme con il servizio pubblico, ma per farlo dobbiamo farlo integrando le risorse del pubblico, le risorse del privato e le grandi competenze che in quest'ambito da secoli la Chiesa e il volontariato hanno saputo costruire in questo territorio, che non è un territorio qualsiasi. Ecco, voi questo lo dite, poi bisogna attuarlo, perché poi il cittadino quando dice la parola rete dice beh, che cos'è questa rete? Perché poi datemi il bandolo di questa matassa, di questa rete, perché devo aggrapparmi a qualche liana sostanzialmente. C'è bisogno, io lo dicevo all'inizio, c'è bisogno di governance, di governo di questa rete. Noi abbiamo bisogno di semplificare la vita della gente. Ecco, questo è fondamentale. Allora, torniamo su questo discorso, andiamo subito in pubblicità e poi ci rivediamo insieme. Eccoci qua. Allora, io vorrei partire, abbiamo anche delle interviste però da seguire, però le vediamo dopo, da un esempio che stava facendo molto molto chiaro, esaustivo. Dondino aveva fatto un esempio fuori onda, io devo mettere in onda e fuori onda e fare il contrario, perché sono estremamente interessati. Allora, partiamo da questo esempio molto realistico che lei stava facendo e dopo invece abbiamo la risposta del signor Trimarchi, che vediamo che c'è, non solo, anche, vabbè, tanto parta. No, facevo l'esempio che tante volte la struttura dei servizi non è così chiara o così organizzata tale che aiuta il cittadino a svolgere alcune funzioni per poter ottenere quello che la legge gli permette di avere. No? Allora facevo l'esempio di chi può essere invalido civile, sto parlando di me, d'accordo, in questo caso, che ha bisogno di un presidio sanitario. Per poter avere quel presidio sanitario deve passare da una parte all'altra. Ma lei faccia l'esempio concreto che ho fatto prima, che era molto chiaro, perché tanti dicono cosa è questo presidio sanitario. Allora, avere un paio di scarpe ortopediche complementari, le stampelle, la cosa, la connessi, carrozzella, ecco. Bravissimo. Allora bisogna intanto dimostrare di averla bisogno, bisogna fare una visita fisiatrica, bisogna dopo avere il foglio, individuare qual è l'ente, il negozio convenzionato,
portarlo, il quale ti dà a sua volta un altro foglio che deve andare al distretto, che a sua volta dovrà timbrarlo, dovrai portarlo al negozio, il quale ti prenderà le forme, dicendo. E dopodiché, con le scarpe e il foglio in mano, darai di nuovo dal medico per dire è fatto tutto in regola. Lui ti dirà sì, va bene, allora a quel punto avrai. Poi scopri però che dovrai pagare perché la tua invalidità è del 60% e non del 64% e qualcosa per poter avere. E allora ti trovi un conto di circa 500 euro da pagare. Quella era la cifra che mi sono trovato io da pagare. Allora cosa voglio dire? Che la pratica è estremamente più complessa e devo dire sul soggetto come me che tutto sommato ho fatto 2 anni cappellano in ospedale, ho fatto una conoscenza di meccanismi e anche di... Io penso alla persona di mezza età, una che ha già altri tipi di problemi, cioè lo sportello unico è più una realtà che è come l'ospedale di distretto, insomma, cioè di comunità rara, no, quasi una mosca bianca, dicono. Cosa ne dice? Condivido la situazione attuale, ma il piano sociosanitario regionale prevede la centrale unica operativa, che si collega completamente a quello che ho definito prima il punto unico di accesso. Raccogliendo che è a macchia di leopardo nel Veneto, posso garantire che in parecchi distretti questo punto unico di accesso o centrale operativa funziona rispondendo a tutte quelle domande in un luogo unico. Ma uno cosa deve chiedere, dove lo chiede? Per esempio, adesso siamo ubicati nella città di Padova, ma parliamo di Venezia. Dove va? Va in ospedale a Venezia e chiede dove questo punto unico? Va presso la sede del distretto sociosanitario. Vuol dire che c'è chi ci prende nota in questo momento a casa. Parlo di Padova che conosco perfettamente, allora, Venezia ulteriormente. Ma sono 2 grandi città, facciamo questi esempi qua. In qualsiasi trovo perché ho conoscenza dove ci sono. Comunque nella maggioranza dei distretti capoluoghi c'è il centro unico operativo, la centrale unica operativa, dove restando sobri c'è veramente la possibilità di mettere insieme di queste 5-6 azioni, ha fatto un bellissimo esempio, infatti. 3-4 sono già messe insieme perché vengo incontro a questo, per cui c'è ancora da fare meglio e condivido che c'è da migliorare. La cosa che volevo ulteriormente per rilanciare, la gente deve cominciare a far sì che i politici facciano carriera se riescono a fare non la rete dei servizi come è stato detto prima, adesso provoco io, ma i servizi in rete, perché se c'è la rete di chi fa il primo certificato, la rete di chi fa la soletta, la rete di chi ti dice un'altra cosa e queste 3 reti non sono in rete, la creatura, la persona farà 3 luoghi. Se mettiamo le reti in rete avremo in un luogo, ed è questa la sfida della Regione Veneto, perché possiamo dire di tutti, ma il documento è scritto in questa dimensione, condivido, è tutto da finanziare e da realizzare, compresa la formazione degli operatori, ma questa cosa che sto dicendo è un futuro che permette di rendere sostenibile il sistema pubblico, perché fa capire prima a uno la domanda, adesso altra affermazione, il diritto alla salute è esigibile quando c'è un'accessibilità del bisogno gratuita, significa che deve andare in un luogo dove la valutazione di ciò che ha bisogno è gratuita, perché c'è già la speculazione per dirti che paghi, per dirti di quello che qui hai bisogno. Stanno scrivendo più telespettatori i problemi del ticket, che paghi il ticket, che tu non sai che sei un codice bianco, hai paura che stai male, vai al pronto soccorso e ti trovi la batosta che devi pagare. Altra cosa, questa è una delle cose che ai medici familiari è stata data come uno dei, ma solo a loro, io sto parlando sempre di rete, quando avremo le medicine di gruppo in tutto il Veneto, intanto ce ne sono già in ogni azienda almeno 2-3 e sono reali, all'interno di questa medicina di gruppo che vede 10 medici di famiglia c'è un call center, c'è un luogo dove questa domanda arriva e finalmente non il medico di famiglia ma l'amministrativo che se la cava molto meglio, perché se dovessi decidere le persone più competenti, compreso il ticket, noi abbiamo degli amministrativi veramente di altissima qualità nel Veneto che sanno spiegare perfettamente dove uno rientra. E allora a questo senso, la posso dire una battuta, molta gente mi dice dottore non ho lo 048 che significa non ho l'esenzione sugli esami perché non me l'hanno data, e io gli rispondo vuole avere il cancro o l'esenzione al ticket? Perché lo 048 è l'esenzione perché uno quando ha un tumore. Allora la gente di fronte a questa battuta ritorna anche a farsi una domanda che non è sempre, non deve essere speculativa, non ho ottenuto tutto, ma non ottengo perché ringraziando il cielo non ho un tumore. Allora questa battuta va anche detta perché dobbiamo acculturare gli operatori e dobbiamo acculturare anche la gente, perché quando c'è un bisogno che non è di salute la risposta è no. Altra cosa, e fermo il mio intervento perché questo livello di riflessione tra noi permette alla gente di capire, al centro dal nostro punto di vista di CARD non abbiamo più messo la persona, perché mi sembra un passaggio vecchio. Vuol dire creare un sistema speculativo, al centro c'è la relazione
tra la persona, il familiare, l'operatore, perché dobbiamo tenere in salute l'operatore, la persona, il familiare e il politico. Quando tutti sono in salute, Card Italia dice allora è un sistema convincente, perché se vince qualcuno lo si manda avanti, ma per fare soldi altri, anche la Chiesa o comunque sia altri soggetti possono aver messo davanti la persona per introdurre tutta una serie di risorse che non si sa se siano state usate in tal senso, perché ci sono livelli speculativi a tutti i livelli. Questa mia affermazione è di eticità che credo che Donnino possa accogliere. Allora al centro c'è la trasparenza che diceva anche Mario, c'è la garanzia che tutti i soldi anche recuperati sono reinvestiti, perché un'altra cosa che fa sorridere, non si possono cambiare ad esempio le medicine che si danno per far guadagnare di più un medico o un infermiere. Se si guadagna ed è un dovere, essendo un medico lo posso dire, quei soldi non devono andare nella mia busta paga, ma devono andare a essere investiti per sostenere il welfare. Questi sono discorsi di un'assoluta semplicità che credo che dobbiamo garantire alla nostra Veneto, alla nostra Italia. Tanto i telespettatori stanno scrivendo che comunque quello che si taglia il sociale e si mantiene invece una forma di parassitismo statale in grande sintesi. Prima di passare la parola a lei c'è una telefonata, vediamo un attimo, pronto? Pronto, Giancarlo dalla provincia di Ferrara. Sì, prego, buonasera. Dunque, anche il problema della sanità, dovuto a tutta questa immigrazione che abbiamo, giusto? Dunque, dobbiamo pagare gli extracomunitari che non fanno niente e così via. Di conseguenza aumentano le tasse alle aziende che chiudono, ok? Per colpa di tutta questa immigrazione. Voi media dovreste insistere su queste cose, per sensibilizzare la politica. Per sensibilizzare la politica e per fare svegliare la gente, ora di ribellarsi. Non le vogliamo più, noi ci siamo prima noi di loro. Adesso si parla dello Ius Sanguinis e Soli, va dobbiamo bene. Dobbiamo difendere la nostra Italia, dobbiamo difendere i nostri diritti di italiani, l'Italia è nostra, ce la dobbiamo difendere e voi mica dovete fare la vostra parte se la politica non lo fa. Va bene, grazie. Ci stanno rovinando. Ve ne rendete conto di quello o non vi rendete conto? Grazie del suo intervento, grazie al nostro telespettatore. Questo aprirebbe un altro capitolo, magari lo affrontiamo insieme prossimamente. In un momento di difficoltà e di emergenza ovviamente tutto pesa e tutto risulta indigesto, però non è giusto neanche sia così. Prima di andare in pubblicità, dopo le passo la parola, abbia pazienza, vorrei che seguissimo un attimo un'intervista perché ne abbiamo anche diverse, perché quale sanità sostanzialmente, quale sanità può essere garantita? C'è stato anche il decreto Balduzzi che è diventato legge, insomma si parla di questa assistenza H24 che comunque deve essere garantita. Noi abbiamo interpellato il segretario Emilio Viafora della CGIL del Veneto, sentiamo cosa ha da dire, poi andiamo in pubblicità immediatamente, poi lo commentiamo insieme all'intervista, poi sentiamo anche il segretario della CISL cosa ha da dire al proposito. Prego. Ma deve essere garantita dal servizio pubblico. Il problema è che bisogna mettere in campo quelle azioni che lo rendono effettivo, perché mi pare di vivere in un paese in cui si fanno molti annunci, si creano molte attese e poi concretamente non si realizzano. Siamo preoccupati perché, per esempio, questa misura che noi condividiamo, che significa anche più intervento sanitario sul territorio, meno ospedalizzazione, facciamo questa discussione però con un taglio dei fondi alla sanità e lo facciamo anche senza che ancora la Regione abbia fatto le schede sanitarie. Francamente, invece di tagliare i servizi o tagliare postiletto o, come sta avvenendo, licenziamenti come è avvenuto al Policlinico San Marco, sarebbe il caso magari di tagliare qualche incarico politico, tipo per esempio tante ASL non sono necessarie per organizzare una buona sanità. Ma devono essere intanto i medici di base che devono riorganizzare anche le loro modalità di erogazione, diciamo, degli interventi alle persone e ai loro assistiti. Secondo, bisogna potenziare la medicina di base e i distretti in modo tale da evitare la ospedalizzazione. Stiamo invece assistendo ad un fenomeno che ci preoccupa molto, ad un taglio delle prestazioni
molte persone non si curano più per le difficoltà economiche, cresce il bisogno di intervento sui non autosufficienti e invece abbiamo avuto anche lì dei tagli. Tutto questo finisce per aumentare il ricorso alla ospedalizzazione, perché quando non ce la fai più e non trovi servizi territoriali adeguati finisci per riversarti sulle strutture ospedaliere. Bisogna impostare una politica sanitaria attenta ai bisogni dei territori, alle epidemiologie più frequenti che ci sono sui territori, più attente, diciamo, a garantire servizi e meno magari gestione, perché non si capisce perché in Veneto dobbiamo avere 20 ASL quando potrebbero essere benissimo 6 o 7 ASL che garantiscono, come dire, il governo della sanità regionale. Nel sistema sanitario noi assistiamo a grandi sprechi, ma anche a forme di organizzazione virtuosa incommiabili. Pensiamo ai nostri pronti soccorsi, spesso sono intasati, pensiamo ai reparti dove arrivano persone con le più gravi situazioni. Ecco, io credo che bisogna fare riferimento alla capacità organizzativa, è questa la chiave attraverso cui rendere possibile un servizio più veloce che deve restare però di qualità. Ma noi siamo in grande ritardo in Veneto su alcuni aspetti di riorganizzazione della proposta sociale, chiamiamola, di assistenza ai malati, di assistenza ai disabili, di assistenza agli anziani sul territorio. E qui bisogna mettere insieme tutti i soggetti che hanno queste competenze, a partire dai medici di base. Va riorganizzata la loro funzione, la loro attività, che spesso è molto importante ma che può essere organizzata e gestita meglio, in modo diverso. Soprattutto tutti i soggetti devono lavorare insieme, questa è l'unica strada, l'unica chiave per rispondere a queste domande. Ed era Franca Porto, segretaria della CISL regionale, che sostanzialmente ha ribadito il concetto: bisogna mettersi in rete per fare qualcosa. Stiamo leggendo anche parecchi messaggi, c'è molta rabbia e anche molto disincanto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme. Proprio questo. A lei Barbieri, abbiamo seguito anche le interviste un po', e tra l'altro una cosa che ha detto anche Via Fora che è altrettanto vera, cioè aumentano i bisogni, aumentano le esigenze, però soprattutto aumenta la mancanza di soldi delle persone, questa penuria che ci viene segnalata anche dai nostri telespettatori nei messaggi, ci viene detta, ce ne rendiamo conto tutti quanti noi, e di conseguenza la fase acuzie diventa più grave di quel che poteva essere, cioè la persona anziana non si fa più la prevenzione come faceva prima, recandosi a controllare verifiche, eccetera, perché costa. Di conseguenza quando arriva il male, arriva ad un colpo, arriva in modo pesante, e ci sono tuttora costi maggiori per la sanità. Cioè si arriva alla fase grave in modo molto più immediato e repentino, perché mancherà sempre più, come sta già mancando, tutto quel presupposto che esisteva prima. Sicuramente la crisi sta mordendo, non ci sono dubbi. Siamo tutti in grave difficoltà e lo vedo anche dai messaggi che i telespettatori ci mandano, c'è più una tentazione di guardare al passato. Io devo dire, cercando non di essere ottimista per forza, ma il mondo dei servizi è cresciuto moltissimo. Cioè, quindi sicuramente oggi essere anziani ha delle maggiori opportunità. Però è chiaro che oggi i nostri anziani, ma in generale le nostre famiglie, quando hanno delle difficoltà, non riescono a essere indirizzati. Sicuramente reggono i riferimenti classici, quelli del sindaco e del parroco. Alcuni altri riferimenti devono avere tutte le informazioni possibili, per cui rischiano di essere. In questi anni noi come Umana, per esempio, siamo sempre più chiamati dai sindaci a risolvergli i problemi, non solo quello del lavoro, ma anche quello di organizzare delle reti di risposta a questi problemi, perché come diceva giustamente Antonino prima, la casa, il lavoro, la salute e l'affettività generano la ricerca della felicità. Un mio amico
il professor Romano Toppan è impegnato in questi anni rispetto al misurare la felicità interna lorda. Beh, è un dato di fatto che i soldi sono assolutamente necessari per il benessere, ma è un dato di fatto che noi abbiamo perso la voglia di ricercare la felicità e non possiamo permettercelo. Per essere ottimisti e fiduciosi, e quindi io vorrei che gli spettatori che hanno l'amaro in bocca abbiano la forza di ritornare a agire nelle organizzazioni e a esprimere una forza di cambiamento, di partecipazione, cominciando dal volontariato, ma cominciando a occuparsi delle cose loro in maniera molto più solidale. Noi abbiamo bisogno di persone che nel piccolo sanno aiutarsi. Noi non possiamo accettare che nei condomini i vicini non siano in grado di fare qualcosa. Ci sono delle esperienze che nascono in cui in un condominio la badante viene ripartita fra le persone, perché non ci sono anziani che possono facilmente permettersi una badante convivente a tempo pieno per loro. Bene, si industriano e trovano delle soluzioni diverse. Ci sono delle famiglie che ospitano bambini e ripartiscono i costi della babysitter. Però sono delle esperienze che devono essere, di nuovo lo diciamo, governate e utilizzate. Esatto. Io dico solo meglio. una cosa, adesso passo la parola al telespettatore o telespettatrice perché altrimenti giustamente cade la linea. Però non si può appoggiarsi su questo, perché io dico, quando si parla di famiglia, io dico viva Dio, le persone, ma io capisco, dico, io le tasse le pago, mi stanno operando in tutti i termini, c'è chi sta anche molto bene e se lo sta sulle nostre spalle, non ci si può basare sul volontariato, sulla famiglia, sul condominio condiviso, perché allora è uno Stato che non funziona più, allora non parliamo più di Stato sociale, parliamo di un altro sistema, ma allora giustamente il cittadino dirà, io le tasse non le pago, mi faccio l'assicurazione privata, mi arrangio con la mia comunità, con la mia famiglia, con tutto quanto, e allora è un altro sistema. Se io parlo di Stato sociale, di Stato che deve anche provvedere, perché giustamente mi stai portando via tutto, anche le mutande che magari uno non ha più, e allora non puoi dirmi devi avere la famiglia dietro, perché se la famiglia non ce l'ho e stiamo parlando di persone che sono sole, moltissime di quelle che chiamano sono sole, come fanno queste persone che non hanno una famiglia? E se il condominio non chiude gli occhi perché è fatto da persone magari extracomunitarie che hanno un'altra cultura, e soprattutto queste situazioni si verificano in questi quartieri un po' difficili, che aiuto dai? Non si può basare, speculare su questo, ci deve essere qualcosa che deve funzionare, deve funzionare. Detto questo, sentiamo cosa ne pensa anche il nostro Pierangelo Spano, sentiamo il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, gentile conduttrice. Lei e i suoi ospiti. Sono Luciano da Legnago, provincia di Verona. Dica. Allora, voglio riferirmi un po' al signore e anche al monsignore. Questo è un momento di crisi mondiale, è una cosa gravissima. Io ho 70 anni, sono di una famiglia numerosa. Dunque, mi voglio rivolgere anche al clero, che sono, credo, un grande credente a Dio. Le carità sono cose fatte bene, però c'è una cosa da dire, che ci sono gente da 20 anni che non hanno mai lavorato, extracomunitari sono clandestini da 20 anni, che vanno a rubare durante il giorno e vanno a mangiare la carità con le offerte delle povere vecchie a messa oppure della gente per bene. Ma io questi signori li darei da mangiare, perché Dio ha detto tutti abbiamo il diritto di mangiare, ma Dio ha detto anche l'uomo guadagnare il pane col sudore della fronte. Gli darei un badile, una scoppa e poi di pomeriggio vanno a fare qualcosa, perché questa è una vergogna. Quando che parliamo, e io sono stato immigrante con 3 fratelli e mio padre prima della guerra, questa è un'immigrazione selvaggia. Anche il clero se lo deve mettere in testa. In Italia abbiamo problemi da vendere e da regalare. Non può arrivare barconi tutti i giorni. Noi paghiamo anche l'aria che respiriamo. Dopo 50 anni di lavoro, 2.000 euro al mese, mi sono fatto una casetta che sono andato in bicicletta in Svizzera e tutta la mia vita, e ci danno anche l'ICI. Arrivano, abbiamo gente che dormono in macchina, gente che dormono dentro nei magazzini, che non sanno più cosa fare. Arrivano gli extracomunitari, è vero, infatti guardate gli spettatori, dico che stanno telefonando, non è questione di razzismo, perché i razzisti sono coloro che
che sono venuti in Italia a rubare, non coloro che sono venuti a guadagnarsi un pezzo di pane onestamente, come abbiamo fatto la grande parte di noi italiani, che siamo andati via con contratto di lavoro, visita medica, passaporto. Miei figli che sono nati in Svizzera, quando si parla di integrazione, noi ci abbiamo integrati in Svizzera, e la cittadinanza, io dopo 30 anni sono venuto a casa con il mio passaporto verde e i miei figli non ci hanno mica dato la cittadinanza subito. Io ho avuto nipoti anche dei miei fratelli dopo 18 anni, ma l'Italia è diventato il bidone delle immondizie, tutti arrivano, delinquenti, farabutti, dobbiamo mantenere tutti e dare cittadinanza a tutti. Chiarissimo. Se vengono, dopo chiudo, mio nonno che ha fatto la guerra del 15-18, se ritorna indietro, altro che il piave mormorava, non passa lo straniero. Scusate, la bontà c'ha anche i limiti. E ribadisco che le carità sono cose fatte bene, ma ci sono tanti farabuti che non hanno mai lavorato. Io con occhio solo, che sono stato in vario del lavoro, ho lavorato fino a 62 anni. Chiarissimo. Ecco, allora, cari signori del clero, dovete anche riflettere bene a dare il pane a chi se lo merita, perché lo ribadisco, e Dio ha detto, uomo guadagnerà il pane col sudore del fronte, non quello degli altri. Va bene, grazie infinitamente della vostra bella trasmissione. Grazie molte, grazie al nostro telespettatore che ha contribuito con il suo apporto. Cosa ne dice Pierangelo Spana? Ma la foga ci sta giustamente. Il tema giustamente tocca un nervo scoperto, e quindi poi in un momento di difficoltà anche l'emotività ci sta. Il punto è la nostra responsabilità, e di tutti noi e di chi ha compiti istituzionali, è quella di portare ragione dentro all'emotività, perché senza la ragione non si riesce a individuare una via d'uscita. Allora, quello che emerge da queste sofferenze è che l'uso che noi facciamo attualmente delle risorse pubbliche non riesce a incrociare fino in fondo i bisogni della gente, e data la limitatezza di queste risorse finisce per lasciarne per strada. In quel meccanismo di delega, appunto, che qualche famiglia riesce a risolvere in maniera più brillante di altre, ma che poi appunto non è la garanzia di quel diritto alla salute di cui la nostra Costituzione parla. Allora noi ci impegniamo e ci battiamo perché invece venga dato a tutti la possibilità di essere, come dire, presi in carico da un sistema pubblico. Poi certamente la tipologia delle risposte, la tipologia dei soggetti attivati deve essere modificata, però appunto quando prima si evocava il concetto della rete, lo si è fatto in un modo che io condivido ma che non corrisponde alla nostra esperienza. In questi anni molto si è parlato di rete, ma poi più con l'interesse di essere parte della rete che dell'obiettivo che quella rete si proponeva di raggiungere, no? Allora, se una strada va cercata una strada nella direzione che sappia fare valore aggiunto di tutti i contributi e non semplicemente competizione tra i singoli contributi, perché è tale la portata dei bisogni che nessun soggetto, nessuna parte singolarmente presa può essere risolutiva. La risoluzione la si trova solo nella somma e, ripeto quello che dicevo prima, in una somma che sia gestita e guidata da un soggetto pubblico che diventa la tutela rispetto a potenziali conflitti di interesse o appunto al tentativo di costruire guadagno sulle situazioni di bisogno. Il bisogno va tutelato in quanto tale, e oggi il personale che sta sotto all'organizzazione della sanità pubblica non è organizzato per fare questo. La logica dei reparti ospedalieri, la logica dei primariati, la logica dei medici di medicina generali separati dall'ospedale gioca tutta appunto a creare frammentazione, scaricando sulla persona che appunto, come abbiamo detto più volte questa sera, trovandosi in una condizione di bisogno, ha un'emergenza, non ha il tempo di informarsi, non ha la possibilità di farlo e chiede appunto un aiuto alla prima persona che trova, e non è sempre quella giusta. Un attimo solo, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Da dove chiama, prego? Vi sento malissimo. Comunque buonasera a tutti. Io chiamo dalla provincia di Ferrara. Sì. Voi sapete che la provincia di Ferrara è stata colpita dal terremoto. E non solo. Quindi abbiamo delle grossissime difficoltà e naturalmente abbiamo delle difficoltà anche per quanto riguarda gli ospedali, no? Allora, questa è una zona che è stata terremotata, è stata colpita veramente al cuore. La nostra è una zona però che ha sempre dato ricchezza al paese. Noi siamo fra le regioni che davano del PIL al nostro paese. Allora io volevo solo dire questo, con il massimo rispetto per tutti,
A noi cittadini ci sembra che il welfare, il famoso welfare, tutto quello che era un po' il nostro piccolo benessere costruito in anni di sacrifici, di tasse pagate, eccetera, non esista più. Sia finito, non abbiamo più nessuna certezza. Quando siamo ricoverati all'ospedale o andiamo ad un pronto soccorso, veniamo trattati come fossimo una specie di merce scaduta che non vale niente e che quindi viene trattata come, non so neanche quale riferimento prendere, una merce avariata. Io sono andata in pronto soccorso qualche tempo fa e non so per quale misteriosa ragione sono riuscita a ritornare a casa con le mie gambe, perché mi hanno curata malissimo, sono stata malissimo e le conseguenze me le sono portate dietro per alcuni mesi. E un'altra cosa, per cittadini, noi italiani siamo molto esasperati da quello che sta succedendo, perché vediamo che non siamo più sovrani in casa nostra, abbiamo perso tutte le nostre piccole sovranità, chiamiamo così, non esistono più, perché gli altri, soprattutto gli stranieri, se le hanno portate via tutte. Noi non abbiamo più niente, noi abbiamo solamente gli occhi per piangere e le tasche per pagare le tasse. E in questo mi vorrei rivolgere anche al referendo. Una grossissima colpa ce l'ha anche la Chiesa, che ha sempre detto sì, li dobbiamo accogliere, sì, dobbiamo aiutarli, eccetera. Però adesso io vorrei che qualcuno di voi mi rispondesse chi è che aiuterà noi. Io per adesso vi ringrazio, vi saluto e arrivederci. Grazie signora. Chi è che aiuterà noi? Adesso vediamo di dare anche la risposta alla signora. Abbia pazienza, andiamo in pubblicità veramente un minuto e poi torniamo, tra poco. Non è morto. Allora, Tonino Trimarchi, rispondiamo e anche Dondino, rispondiamo alla telespettatrice, un po' che poi condensa. Mi sembra che abbiano il diritto di esprimere, questo è un'emozione. Ma è partita, attenzione, è partita da un fatto di una sanità che non risponde alle esigenze, da un territorio difficile che è qua vicino, attaccato, può capitare un po' ovunque, e una sanità che non risponde alle esigenze, anche dal punto di vista umano, perché è stato toccato l'aspetto umano, certo. Come vieni trattato, come ti senti. Lei era partito proprio da questo, dalla persona, nel senso globale del termine, quindi non tanto dal problema fisico in sé per Abbiamo sé. bisogno di dire alla gente, perché nel mio intento per cui ho scelto di venire era quello di ridare alla gente un minimo di speranza, ma nel senso non retorico, ma nel senso reale. E allora, per dare speranza bisogna anche avere qualche progettualità nella propria mente, perché altrimenti con quel principio di realtà lì si resta. La cosa principale è che dobbiamo produrre un sistema sanitario pubblico che sia adatto ai ricchi. Adesso lo dico in maniera nuova, perché se è adatto ai ricchi produrrà risorse anche per i poveri. Se centriamo il sistema sanitario pubblico per i poveri, i ricchi andranno a investire in altri luoghi che sono le convenzionate esterne o il privato totale e non ci saranno più le risorse per anche assistere i poveri. Questo è un discorso di assoluta rilevanza mondiale. Allora, quello che volevo dire a tutta la gente così arrabbiata, che apprezzo profondamente perché ci porta a un bisogno, che è quello che è il compito di un operatore pubblico di accogliere, senza specularci, e voglio dire alla gente con un pensiero che chiamo laterale, non sono i poveri che inquinano la nostra Italia, è la povertà. E allora tutti assieme dobbiamo lottare perché ci sia meno povertà. Non sono gli immigrati, molti dei nostri genitori sono andati all'estero, l'ha detto quel signore che è andato in Svizzera, mio nonno è andato in Belgio, eccetera, eccetera, ma è l'immigrazione che va presa in considerazione come determinante sociale della salute. Questa riflessione non vuole togliere le difficoltà che ci sono, ma le mette in una prospettiva che ci ritrova a poter pensare di essere solidali, come diceva Mario, perché dobbiamo recuperare, io sto solidale a patto che non che io sostenga chi ruba, ma che io diminuisco il rubare, diminuisco la povertà. In questo senso si riattivano immediatamente anche le persone che ci chiamano al telefono e che esprimono un dolore. E allora quel dolore diventa energia positiva perché è anche molta passione della onestà. Certo, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Venezia. Prego, dica. Ecco, allora io tanto vorrei fare un complimento a lei come conduttrice. Grazie. Perché ha centrato il problema quando gli ha detto a questo punto qua, se
io devo mantenere lo Stato con tutto il suo entourage di parassiti e dopo devo arrangiarmi con la famiglia, eccetera, eccetera, quello che è stato detto prima, a questo punto non pago più niente e al limite o mi arrangio oppure muoio di fame e sono cavoli miei, no? E quindi qua le faccio dei complimenti a lei come conduttrice perché ha centrato perfettamente il problema e penso che sia una cosa condivisa dal, non dico il 100% ma il 95% degli italiani. Ecco, dopo vorrei passare a quel signore dell'Umana, non so il nome, ma allora vorrei dire questo. Lui parlava prima dicendo che ci sono degli ottimi operatori, mancherebbe altro, ci sono dei buoni e dei cattivi operatori, però diceva dei volontari si parla un po' troppo, siccome sono volontari di protezione civile per le altre cose, mi sono sentito un po' diciamo così chiamato in causa. Allora vorrei dire a questo signore, che mi sembra anche di averlo visto in qualche altra occasione, non mi ricordo dove, magari in qualche riunione di volontariato, comunque l'operatore è comunque pagato, sarà anche pagato poco per carità, però è pagato, il volontario non è pagato, anzi il volontario, come lei ben sa, mi sta guardando in questo momento, è quello che comunque si mette le mani in scarsea e tira fuori i suoi soldini, perché ha nel DNA un qualcosa che gli dice guarda comunque deve aiutare la persona che ha bisogno. Penso che lei condivida, mi sta guardando in questo momento, penso che condivida quello che sto dicendo. E qua chiudo il discorso, non vorrei andare oltre. Poi vorrei dire qualcosa a Donnino Pistolato. Donnino Pistolato, ottima persona, svolge un meraviglioso lavoro e ho avuto l'occasione di lavorare con suo fratello bancario, sa di chi parlo. Quindi lo conosco per vie traverse, non personalmente, l'ho visto più volte negli sportelli bancari, tanto di cappello. Ecco, però vorrei dire questo, mi ricollega al discorso di prima. Allora, anch'io sono cattolico, anche se non praticante, anch'io voglio bene le persone in quanto sono volontario, no? L'ho detto prima, quindi vuol dire che la persona che ha bisogno io nelle mie poche possibilità l'aiuto. Vorrei dire questo, Dondino, io sono stato come volontario di protezione civile in occasione del terremoto dell'Emilia. Abbiamo prima sentito la persona che ha detto che la telefonata che proviene dall'Emilia. Allora le dico questo, nelle tendopoli l'85% era composto da extracomunitari, le varie etnie. Ecco, le dico questo, mentre noi volontari italiani, a spese nostre, lasciando le famiglie, mettendo a disposizione gratuitamente il nostro tempo libero, eravamo là a lavorare, queste persone a braccia conserte ci sbeffeggiavano, facevano di tutto, sporcavano, spaccavano e noi non potevamo dire niente. E là c'era anche un cappellano. Allora a questo punto qua, mi scusi, vorrei che lei mi spiegasse perché ancora la Chiesa e tutta la comunità e lo Stato italiano deve aiutare queste persone. Se noi andiamo all'estero ci prendono a calci nel sedere e fanno anche bene se abbiamo questi comportamenti. Grazie. Mi scusi un attimo, l'ultima cosa. Velocissimo? Sì, per quanto riguarda i malati oncologici, vorrei dire questo. Il famoso 048 di cui si parlava prima, che in teoria dovrebbe sentare tutto, non è così. Perché una parte di medicina, il malato oncologico, bisogna che se la paga comunque. Ok? Seconda cosa, articolo di oggi sul Gazzettino, che senz'altro voi avrete letto, parla che nella sanità del Veneto si sta tagliando nel settore oncologico. Ci sono i medici che sono in gravi difficoltà perché non possono più fare quello secondo la loro coscienza. Chiudo, grazie, buonasera. Grazie di aver telefonato, il suo contributo. Prego Dondino, rispondiamo al telespettatore, anche la telespettatrice di dire e a noi chi pensa. Allora, il discorso migratorio è sempre un problema. No, ma infatti non vogliamo entrare in quel merito specifico perché sennò ci addentriamo. Ne parleremo giovedì all'ora del pranzo. Così sono nella condizione nella quale siamo oggi, noi vediamo che i nostri servizi perlomeno stanno aumentando il presente di italiani, non quanto di stranieri, perché la situazione di una crisi che morde è una crisi che sta colpendo quello che ancora nel 1999-2000, un'indagine che avevamo fatto attraverso una commissione Caritas italiana, avevamo indicato come soggetto in pericolo, cioè il ceto medio, colletti bianchi una volta si chiamavano così, che è quello che sta pagando oggi il pegno più alto. Cioè io ho persone che vengono al mio ufficio, che mi guardano, mi dicono io non so perché sono venuto qui, mi hanno detto di venire da lei perché ho perso lavoro, oppure perché non ho i soldi per le medicine, oppure perché... Ecco, cioè questa è la situazione.
Capisco che per tutto il resto può esasperarsi all'enne potenza, dico, da questo punto di vista, però oggi certamente la situazione è difficile e sicuramente la sanità è una realtà che si paga doppio. Perché è vero da un certo punto di vista che si dice che per la salute si è disposti a fare tutto, no? E sappiamo anche che fino a ieri e forse ancora oggi nella spesa farmacologica siamo un paese che va alla grande, dico, no? Cioè noi andiamo in una casa e troviamo una farmacia intera, non si sa che cosa serva, tante volte fai da te, ma perché in casa hai un po' di tutto. Dico che molto probabilmente dobbiamo trovare dei criteri dove gli strumenti di salute siano, scusatemi l'espressione, ragionevoli, cioè nel senso di dire sufficienti per poter creare una reale condizione di salute, no, reale, non teorica. Quindi senza eccedere da una parte, ma dando delle risposte fondamentali a quei bisogni, sapendo che io approvo, l'ho detto anche ai politici, dico, il piano sociosanitario regionale scritto lo firmo a due mani, non è che a una sola, perché credo che evidenziare il territorio e riportare una risposta al territorio sia fondamentale. Ma bisogna che lo Insisto, ditemi come però, ecco, cioè, le strutture che questo è a me il terrore il lato viene perché debole, non vede i presupposti. Il lato debole è questo. Come dall'altra parte io non sono favorevole, ma non lo dico oggi, l'ho detto in tempi non sospetti, come si diceva una volta, tutto a tutti. Non sono mai stato favorevole a una cosa del genere, dico. È bene che qualcuno paghi anche, dico, se ha la possibilità. Sono d'accordo io che una sanità per ricchi favorisce anche, una sanità pubblica, per ricchi favorisce anche i poveri, dico chiaramente, perché diventa una sanità generale. Perché sia accessibile anche ai poveri, perché certo, perché adesso mi sembra che sia. Certo, però se noi andiamo verso a una situazione di riduzione sempre più di essenzialità va a finire che abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo Israele, abbiamo 1000 paesi che hanno la sanità parallela che è diversa dall'altra. Oggi la situazione di difficoltà è quella che economicamente, vi faccio un esempio, parto sempre da me personalmente così, io prendo 14 farmaci al giorno, non uno, no, e pago il ticket pur con tutti gli articoli cincionati, perché sono un infartuato, perché sono un diabetico, per questo via dicendo. Allora, io mi rendo conto che è una ricchezza il potersi comprare i farmaci. Assolutamente. No, mi rendo conto. Allora bisogna creare anche delle opportunità nelle quali dico, va bene, oggi la propaganda con i farmaci generici, eccetera, eccetera. Sappiamo che non è sempre uguale, sappiamo che non è sempre la stessa identica cosa. Dobbiamo creare, quindi effettivamente dare quel sostegno a quelle fasce deboli, e quando intendo deboli non dico soltanto economicamente deboli. Prima c'era un messaggio che diceva ne maleremo tutti di nevrosi o di psiche. Beh, se andate a guardarvi i dati dell'aumento di malattie mentali sui bambini, non parlo quindi di neuropsichiatria infantile, dico, no, dato che tratto su una struttura di questo genere, vi garantisco che sono numeri preoccupanti. È una famiglia che si trova anche a dover sostenere questo tipo di costo ulteriore, che vorrà dire tante volte avere un costo per la vita eterna, anche, allora diventa un pensiero. Cosa voglio dire? Io non sono per i livellamenti, non sono per gli appiattimenti, no, ai bisogni reali bisogna rispondere in modo reale, no? E a chi ha meno bisogna dare di più. No? Certamente non vuol dire penalizzare qualcuno, ma vuol dire saper essenzializzare la situazione. E concludo, io ho avuto l'opportunità di sgomberare un ospedale perché c'era fatto quello nuovo. No? Ho portato via 4 tir di materiale all'est europeo, visto che io tendenzialmente faccio sì che gli stranieri stiano a casa loro, dico. Abbiamo impiantato una sala operatoria, abbiamo avuto dei medici che sono andati a operare tumori e via dicendo in questa clinica, in questo ospedale pubblico per dire però quanto materiale noi facciamo gravare. Io ho trovato materiale imballato nuovo, risonanze magnetiche. No. Allora, è vero che costa la sanità, no, ed è giusto anche che costa, certo. Ma dico, tagliamo gli specchi reali però, non tagliamo sui guanti in lattice degli infermieri, tagliamo sugli sprechi reali per dare servizi di qualità nei confronti
Certo, smobilitiamo anche le lobby. Allora, prima di andare in pubblicità, io vorrei che vedessimo un paio di interviste. Io devo dare una risposta all'amico che l'ha interpellata, giusto? E dopo vediamo l'intervista, sì, prego. Allora, io non dicevo, voglio rassicurare non solo il telespettatore ma tutti, che il volontariato non debba essere valorizzato. Io dico semplicemente che quando Antonino diceva... Ed è stato molto attento perché ha corretto l'osservazione. Per carità. Il problema, Antonino prima parlava, non una rete di servizi ma servizi in rete. Abbiamo bisogno anche di attori che sanno fare il loro mestiere, che non vanno al di fuori di questo e che sanno operare assieme. Allora, noi negli anni, tra metà degli anni 80 e la metà degli anni 90, abbiamo molto creduto, giustamente, nella partecipazione e nel coinvolgimento da parte dei cittadini nella costruzione di un sistema in cui il volontariato doveva essere un apporto solidale. Questo era importante ed è importantissimo ancora, e ci sono dei servizi e delle attività che sono assolutamente meritevoli, che non possono essere fatti se non da volontari. Ma guai a chi crede che il volontariato possa sostituirsi sia al ruolo del pubblico e degli operatori che quotidianamente aprono l'ufficio e fanno le attività, sia al ruolo anche del mercato, che riesce a fare dei servizi e a stimolare progressivamente anche il pubblico a una sana competizione. Il nostro ruolo non deve essere quello da privati di essere alternativi, ma di essere integrati e stimolatori. Allora, servizi di questo genere avranno al centro un volontariato maturo se saprà fare il volontariato maturo. Se vorrà costruirsi invece delle nicchie diverse, rischierà invece di cadere male. Il pubblico è sicuramente quello che oggi a noi interessa di più da cittadini, che rialzi la testa e che riesca a svolgere un ruolo vero. Chiarissimo, ma forse voleva dire di dare un riconoscimento a chi, questo... chi lo fa di professione per scelta è un lavoro come un altro. La mia non era una serenata, certo, era un richiamo al fatto che gli operatori spesso vengono considerati cosa scontata e non lo sono, assolutamente. Assolutamente. Allora, sentiamo l'intervista e poi andiamo in pubblicità. Nello CUM parliamo del decreto Balduzzi e di questa assistenza 24 ore su 24. Secondo lei come di fatto potrà essere garantita e concretamente da chi potrà essere fatta? Cominciando il decreto Balduzzi, credo che abbia colto un'esigenza della popolazione, che è quella di garantire i servizi ospedalieri in una più ampia fascia oraria. Da chi può essere garantito? Ecco, qui si apre un bel dibattito, nel senso che da un lato ci hanno detto sempre che le persone che lavoravano nel pubblico impiego erano troppe, che nella pubblica amministrazione erano troppe, che nella sanità c'erano degli sprechi. Oggi invece verifichiamo che se vogliamo andare incontro alle esigenze vere delle persone, che sono quelle di avere una sanità quasi a misura personale, dobbiamo investire in formazione, dobbiamo investire nel personale, dobbiamo investire nelle tecnologie per far sì che questo risultato possa essere ottenuto. Per cui i nostri lavoratori, i lavoratori della sanità, che si sono sempre contraddistinti, anche e soprattutto nel Veneto, come un'alta fonte di professionalità, dovranno essere ancor più professionali, ma soprattutto, come sempre, dovranno essere flessibili al servizio delle persone. C'è un problema che riguarda complessivamente, complessivamente la sanità, abbiamo seri dubbi sulla decretazione Balduzzi da questo punto di vista, non perché non corrisponde alle esigenze che i cittadini hanno, appunto di avere un'assistenza 24 ore su 24, ma per il fatto che bisogna parlare complessivamente di assistenza. Sono stati fatti tagli pesantissimi sulla sanità, i livelli minimi di assistenza sono diminuiti e quindi è chiaro che anziché fare un decreto e ragionare con le lobby della sanità, come vediamo anche nella nostra regione per quanto riguarda per esempio la sanità privata, bisogna fare un ragionamento col sindacato. Noi siamo disponibili sul complessivo di quanto si è operato nella sanità e a fronte di questo anche determinare che per esempio serve un innalzamento degli organici in sanità per poter costruire questa condizione del 24 ore su 24.
Ritorniamo a parlare di emergenza sociosanitaria. Per non intasare i pronto soccorso ospedalieri, come si può andare incontro alle esigenze dei cittadini e chi, come e quando deve fare qualcosa? Ma soprattutto dobbiamo rifare una rete. Io sono convinto di una cosa, che il ruolo dei medici di famiglia deve essere completamente rivoltato. Non può essere solo un ruolo notarile, un ruolo di scrittore di ricette, ma deve essere il primo aspetto significativo a cui le persone si rivolgono quando c'è un problema. È chiaro e evidente che per far questo bisogna mettere in rete le strutture, bisogna avere un collegamento più preciso, più dinamico fra le strutture ospedaliere e i medici di base. Dobbiamo anche creare situazioni dove anche situazioni del privato possono concorrere a dare risposta a queste domande. La domanda del sociosanitario è destinata ad aumentare, aumenta l'età, aumentano anche le patologie, ci sono patologie nuove che vanno comunque affrontate, però vanno affrontate in una logica di, fra virgolette, programmazione, nel senso che non è pensabile che i nostri pronto soccorsi sono intasati quando potrebbero esserci situazioni come appunto i medici di famiglia che potrebbero essere in grado di risolvere le problematiche. Sulla sanità c'è un ragionamento che è ovvio che va data dalla politica, cioè l'esigenza dei cittadini di avere una sanità, un servizio sanitario universale deve essere la politica che lo determina, però la politica ha anche operato, come dicevo prima, dei tagli pesantissimi sulla sanità. Non ci sono più le condizioni che appunto c'erano nel passato e non è soltanto un intasamento del pronto soccorso, le persone si rivolgono al pronto soccorso perché non hanno servizi territoriali, quindi vanno potenziati i servizi territoriali da questo punto di vista, come vanno anche definite che le liste d'attesa non possono essere più concepibili, cioè non esiste che un cittadino abbia le liste d'attesa in cui si sposta da 3 mesi anche situazioni particolarmente urgenti di intervento, mentre pagando, anche attraverso alle volte il Servizio Sanitario Nazionale, pagando il cittadino ha una risposta immediata. Questo non può accadere, c'è stato un dislivello negli ultimi 20 anni tra il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata e bisogna riportarlo a norma. Il decreto da questo punto di vista, pur contenendo alcuni elementi positivi di risposta, non dà questo elemento di riscrittura complessiva alla sanità. Il nostro Paese è stato pesantemente modificato, il Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quanto avevamo, va ripristinata appunto quella condizione, sia per i lavoratori che operano in quel settore, che sono in qualche caso sotto organico, in modo particolare nella sanità, e sia per i cittadini che hanno bisogno necessariamente di risposte immediate su problemi che riguardano appunto tutti. Allora, tiriamo le somme di questi discorsi e, come chiedono anche i nostri telespettatori, molto, come diceva anche Don Dino Pistolato all'inizio, molto concretamente diamo delle risposte. Quindi che cosa operativamente, e mi ricordo in primis del giro naturalmente, non in primis in assoluto perché poi rappresenta una parte sociale. No, è un privilegio che lascio volentieri a chi ha la responsabilità di governare. Come la pensano il sindacato, che dovrebbe essere la parte sociale che poi in qualche modo dovrebbe interagire con la parte sostanziale, pubblica, in qualche modo per prendere dei provvedimenti. Ci sono modi di vedere che differiscono in certo qual modo, ma allora questa integrazione tra ospitalità ospedaliera e territorio è realisticamente attuabile senza dare delle gravi lacune che poi se le devono gestire i privati a modo loro, i cittadini a modo loro, spendendoci su soldi che non hanno, oppure facendo fronte in modo diverso, perché poi, come dicevano alcuni messaggi, c'è l'ingegno, si aguzza e si trovano forme alternative che magari non sono del tutto funzionali, possono essere peggio del taccone del buso. No, io direi che appunto questa movimentata serata ha avuto un coinvitato di pietra, che è chi governa questa regione e la politica, che pare più concentrata a trovare giustificazioni alla spending review e ai tagli che a inventare un modo nuovo per uscire da questa situazione con delle risposte adeguate alle aspettative e ai bisogni dei cittadini. Il sindacato è uno dei soggetti organizzati che per il suo compito sente
percepisce le difficoltà della gente e cerca di riproporle in una logica di dialogo e di sollecitazione della politica alle scelte. Allora, quello che è emerso questa sera a più riprese è appunto il bisogno di immaginarsi un modo nuovo di dare risposte al bisogno di salute. Questo modo nuovo certo ha bisogno di fare delle scelte, di avere dei finanziamenti, ma soprattutto di pensare a un modello. Allora, il confronto di questa sera, pur tra soggetti diversi, dimostra che partendo da punti di vista diversi si può convergere verso delle soluzioni. Io non so se ho capito fino in fondo, ma ho colto che c'è questa disponibilità e questa possibilità, che non vuol dire avere in tasca soluzioni miracolistiche, né scorciatoie, né tantomeno appunto trovare in un punto tutte le soluzioni. Vuol dire però chiamare tutti a fare la propria parte in una logica appunto di comunità dove c'è il presidio pubblico a garanzia di tutti e poi il concorso di tutte le energie, di tutte le competenze, di tutte le professionalità. Ora, se questo fosse il tema con cui si prova a interpretare il piano sociosanitario, noi saremmo ben disposti a fare la nostra parte, perché probabilmente è in quel percorso che potremo trovare una buona parte delle risposte che i cittadini chiedono. Mario Barbieri, e quindi che cosa fare per dare un servizio che possa essere efficiente? Vediamo anche i messaggi che arrivano. L'unica soluzione per chi ci scrive, quindi per la gente, qual è? Andare al pronto soccorso e da là poi magari finire nella casa di riposo, per carità, perché magari fai dopo un iter, però non si hanno altre idee, non ci sono riferimenti, non c'è conoscenza di altro. Che cosa risponde? Allora, sicuramente il risultato che noi dobbiamo cercare è quello di offrire delle soluzioni. Sono d'accordo con Pierangelo che nessuno di noi, e tantomeno il privato, un privato come Humana può sognarsi di essere l'unica soluzione, ma sicuramente questo tavolo virtuale che abbiamo davanti a noi sicuramente ci vede tutti interessati alla creazione di soluzioni. Allora, quello che serve, io credo, è andare a sperimentare delle modalità in cui l'integrazione è possibile. È possibile che un pubblico intelligente, capace, sensibile, non si fermi a dare le risposte che sa dare, che in alcuni casi sono limitate, che sa che sono limitate, ma riesca ad integrare con quelle del volontariato, del vicinato, di una chiesa locale attenta, ma anche quella di un privato che in maniera attenta non fa scialare le risorse, perché è chiaro che non dobbiamo pensare di scialare, ma di integrare le risorse. Oggi noi abbiamo delle famiglie che spendono tantissimi soldi, ma senza che sappiano e senza integrare. Oggi tra gli operatori del distretto e le assistenti familiari, che sono numerosissimi, non c'è rapporto. Noi dobbiamo arrivare a un'integrazione. Allora la proposta che mi sento di lanciare ad Antonino è: cerchiamo di passare a un numero diverso dal 118 che riesca ad essere da antenna per sperimentare in 1-10 distretti quello che si può fare se ci si parla in maniera competente e se si pensa a risolvere i problemi. È possibile? È possibile farlo, lo propongo come aspetto culturale e scientifico, perché Carta Italia lo propone a livello nazionale e speriamo col nuovo Ministro della Salute, al Ministro della Salute e alla Genas, Agenzia Nazionale, stiamo proponendo il progetto del 124, che è un numero simbolico. Il numero telefonico sarà quello che sarà, ma significa uno di noi presente per ogni 24 ore su 24 per rispondere al bisogno domanda di salute. Quel numero che è gratuito, che significa accessibilità certa, per poter poi entrare nella rete dei servizi, come diceva Mario. Questo aspetto simbolico del 124 è quel numero che può rendere addirittura sostenibile il 118 e l'ospedale. Abbiamo bisogno di non ospedalizzare il territorio, ma di renderlo ospitale. E per dare l'assist al mio amico sacerdote, abbiamo bisogno per cui di far sì che la gente non solo venga curata, ma aumenti la competenza del prendersi cura, che è il principale obiettivo della carità, perché non è lasciare la persona in quella situazione, ma sollevarla da quella situazione. Ed è evidentemente ben altra cosa che mantenerla in quella situazione. E in questo senso penso che ci sia una convenienza reciproca. Allora questo gruppo di riflessione non è più virtuale, ma è virtuoso.
Allora il 124 può essere una proposta che nel prossimo decennio, il 118 ci abbiamo messo 20 anni, all'inizio che cos'era? Adesso è quel numero che garantisce molti di noi verso l'ospedale. Per andare a quel letto che noi chiamiamo domicilio, che chiamiamo la casa in cui vivo e continuo a viverci, quando uno sceglie, per prendere l'ultimo spunto della palliazione, non è il problema del farmaco in pieno, più o meno, è il diritto di poter essere curati nell'ultimo periodo anche a domicilio. Preparare il 124, mettendo insieme tutte le persone, permette anche poi di rendere esigibile uno dei diritti: voglio essere curato a casa. Allora lo dico come esclamazione: se io voglio essere curato in ospedale faccio il 118, ma se io scelgo di essere curato a casa con il mio gattino, il mio nipotino e tutto il resto, ho il diritto di avere un numero a cui accedere, e questo potrebbe essere una rivoluzione che permette veramente, ripeto, di rendere ulteriormente sostenibili negli anni gli ospedali. Dotino Pistolato, gli ha dato... Ma io credo che giustamente accanto alla cura ci voglia la qualità, e la qualità viene fatta tante volte dal contesto e dalle persone che mi circondano. Dico, se da questo punto di vista l'ospedale alle volte per strutturazione, per rapidità di intervento rischia anche poi di esautorarmi dal punto di vista della persona, dei propri bisogni e dei propri affetti, io resto convinto che la cura nel proprio domicilio sia una cura necessaria e opportuna. Certo, bisogna costruire la rete perché questo avvenga, bisogna far sì che la gente sia informata, bisogna però anche far sì che oltre all'ospedale ci sia qualcos'altro, perché non c'è sempre solo la casa e non c'è sempre solo l'ospedale. Ecco allora che abbiamo bisogno di quella rete che si diceva prima, nella quale caso per caso e situazione per situazione possa avere risposte adeguate, perché sappiamo benissimo per esempio che potremmo potenziare i diurni per portatori di Alzheimer, potremmo potenziare altri servizi sul territorio dove le famiglie vogliono anche tenere la propria abitazione, le persone che sono portatrici di malattia, e smettiamola di pensare che bisogna sempre soltanto guarire, perché oggi grazie a Dio si riesce anche a curare. Grazie. Allora, noi siamo giunti al termine anche di questo appuntamento, ringraziamo tutti quanti i partecipanti che hanno contribuito insomma, ad affrontare temi non semplici naturalmente, e poi a questo punto l'incarico naturalmente sarà a tutti e quattro coloro che hanno partecipato a questa occasione, cercare di fare la vostra parte, insomma, perché la parte sociale dovrà contribuire a che qualcosa si attui, umana per il suo, anche se è già attiva in certo qual modo e ha determinate funzioni, e poi che si attui veramente questo numero unico che si possa realizzare. Grazie a voi telespettatori di aver mandato numerosissimi messaggi, di aver telefonato. Noi come sempre ci troviamo domani alle 12:40 in diretta ad approfondire un'altra tematica e a vedere altre occasioni naturalmente per andare oltre quelle che le cose come sembrano non sono, e quindi è bene naturalmente indagarle, scoprirle con tanti interlocutori. Grazie e buona nottata.